Secondo me gli aumenti ci saranno comunque, lo dimostra il fatto dell'autostrada, che adesso è aumentata ingiustificatamente del 4%, quindi non vediamo quando una società ha un'attività economica di bilancio in positivo debba aumentare. Se si spera sempre che l'anno nuovo sia migliore di quello passato, a blandire subito le speranze arrivano una serie di spaventosi annunci che già indicano il 2014 come un annus horribilis sul fronte del caro prezzi. Dal caffè al carburante, dai francobolli alle autostrade, ci si prepara ad affrontare un periodo difficile. C'è un calo dei consumi, teoricamente non dovrebbero abbassarsi i prezzi. Purtroppo non è così perché i costi di materie prime, la corrente, l'energia in generale, il gas, eccetera, invece portano all'aumento in quanto costa già di più alla fonte. Un rincaro dei prezzi che arriva in un momento già critico per noi come per il resto della nazione. Poi c'è il problema anche dell'economia reale italiana, che è un'economia che dal punto di vista del PIL, quindi del prodotto interno lordo, porta sicuramente a dover compensare il debito che ha lo Stato italiano e quindi a un aumento dell'imposizione delle tasse e le accise e quant'altro nei servizi. Secondo l'osservatorio dell'associazionismo a difesa dei consumatori, la realtà è composta da un crescente numero di famiglie che oramai fanno fatica a pagare anche le bollette. Noi sul gas abbiamo anche una realtà che non tutti conoscono, forse non tutti sanno che noi stiamo pagando l'IVA sulla tassa regionale, cioè la regione mette una tassa sul consumo del gas e ci si paga anche l'IVA sopra la tassa, quindi una cosa che è praticamente ridicola.